Regione proroga lo stato di preallarme, piogge grandine su Conegliano, San Vendemiano, Vittorio Veneto, allagamenti e traffico in tilt, decine di interventi dei vigili del fuoco. Albero cade a Vicenza. Scivola dal sentiero e precipita per una cinquantina di metri in una fora del Cordevole in Val Fagarè. A Candetanna di Sedico la vittima è un escursionista tedesco di 57 anni. Nel Padovano il livello del Musona si è abbassato ma proseguono senza sosta i lavori di consolidamento dell'argine crollato nella notte di venerdì a Vicenza. Albero crolla e si abbatte sulle auto. In corte d'assise a Udine la condanna all'ergastolo per Giuseppe Walter Pitteri, l'ex autista di Pramaggiore che nel 2022 uccise a bottigliate la moglie Cinzia Luison, parrucchiera di 60 anni. Il terremoto giudiziario che ha travolto l'ex AD della Fondazione Milano Cortina non bloccherà i lavori per le Olimpiadi, la rassicurazione del Ministero delle Infrastrutture. I senati accademici di Ca' Foscari e UAV condannano le atrocità commesse nella guerra a Gaza, troppo poco per gli studenti universitari che chiedono la cessazione di rapporti con diversi enti israeliani. Danneggiata durante i lavori di Enel una condotta dell'acquedotto tra Viale San Marco, via Molmenti a Mestre, acqua in strada e rubinetti dei piani alti degli edifici a secco. C'è grande festa a Venezia per la vittoria a schio dell'Umana Reyer femminile che ha conquistato lo scudetto. Domani festa in Canal Grande con la tradizionale parata di gondole. Il maltempo dunque non dà tregua. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione del Veneto. La situazione più grave in questo momento è nella Marca, nell'Alta Marca. Per noi una troupe, Alessio Conforti è lì con Renato Capoia. Siamo a Conegliano, Viale Friuli. Alessio, buonasera, siamo da te. Buonasera Anna, siamo come hai detto giustamente in Viale Friuli dove a Conegliano, insomma la città che in pochissimi minuti è stata interessata nel pomeriggio da una grandinata. Le strade che vedete, le arterie della città sono bianche ai lati delle carreggiate, non è neve ma è grandine, caduta copiosamente nella località della Marca. Noi ci troviamo in via Friuli dove proprio in questi istanti, oltre chiaramente alla grandine, c'è stata una pioggia copiosa che è caduta abbondantemente in città e ha provocato degli allagamenti. Noi siamo proprio all'esterno di un condominio con anche degli uffici dove attualmente stanno operando i vigili del fuoco di Treviso e anche i colleghi di Asolo per ovviamente l'aspirazione dell'acqua che sta intasando i garage. Grazie a Renato Capoia vi facciamo vedere proprio in diretta live l'intervento dei pompieri. Pensate, in pochissimi minuti l'acqua ha invaso completamente i garage ed è arrivata fino a quasi 1,80 metri di altezza. Vedete, sono fasi concitate perché ci hanno riferito i pompieri che all'interno dei garage di questo condominio ci sono ancora delle auto all'interno. Dunque le operazioni qui continuano. Un po' tutta la città è stata interessata da queste precipitazioni, via Friuli come detto, ma anche il sottopasso tra via Friuli e via Piovesana, le strade dirette dal centro alla circonvallazione, ma anche le strade trasformate in veri e propri torrenti in zona Monticella. Dunque oltre a Conegliano anche la vicina San Vendemiano. Per il momento insomma Anna è tutto, in caso ti richiederemo la linea, sono ovviamente attimi concitati per l'operatività dei pompieri. Ci sono anche altri interventi in questa zona della città. Se ci sono ovviamente ulteriori aggiornamenti siamo a disposizione. Anna, te la linea. Grazie ad Alessio Conforti con la collaborazione tecnica di Renato Capoia. Noi andiamo a facciamo uno sguardo proprio su Conegliano, non solo ma anche su Valdobbiadene e San Vendemiano. C'è molta pressione tra gli agricoltori, decine le chiamate al SUEM 118 che però fortunatamente non hanno richiesto l'uscita dell'ambulanza. Vediamo. A metà pomeriggio la pioggia arriva in quartier del Piave e diventa grandine in bianca le strade di Conegliano e San Vendemiano. Queste sono le immagini che arrivano da San Fior. Qui una veduta dall'alto della grandine a terra ricopre il manto stradale. A Valdobbiadene, se la pioggia va e viene, bastano pochi minuti per far tremare il terreno ancora una volta alle Mogliani di Guia. La frana, venuta giù con il maltempo della scorsa settimana, torna a muoversi. Così tra Guia, ecco un ramo del torrente Raboso, San Giovanni e San Vito, dove la terra è lambita da corsi d'acqua costantemente monitorati dalla Protezione Civile. Qui via Ferrari tra le località di Villanova e Saccol, qui in località Perine.
20 minuti di grandine anche a San Vendemiano, agricoltori con il fiato sospeso. A far paura sono le grandinate, i danni a vigneti, frutteti e seminativi sono in via di quantificazione, soprattutto nella zona del Coneglianese. E se le strade, la viabilità è stata ripristinata già nel primo pomeriggio di oggi in tutta la Marca, sono sotto controllo. I tecnici della provincia di Treviso sono alle prese ora con le infiltrazioni negli edifici scolastici. Il punto lo fa il presidente della provincia, oggi in comune a Treviso, Stefano Marcon. Abbiamo un bilancio con della viabilità che sta per essere rimessa in pristino, sostanzialmente anzi è già quasi stata tutta ripristinata. Abbiamo avuto delle infiltrazioni nei plessi scolastici, siamo ancora in ricognizione per capire il totale dei danni che abbiamo subito da questa ondata di maltempo. Siamo partiti con quelli di giovedì scorso con una prima stima da 1,5 milioni che verosimilmente andranno in aumento. Purtroppo a causa del maltempo c'è anche un decesso, un uomo che è scivolato dal sentiero ed è precipitato per una 50 di metri. Siamo in una fora del Cordevole, Val Fagarè, a Candaten di Sedico. La vittima è uno escursionista tedesco di 57 anni. Stava percorrendo a ritroso la Venezia-Monaco ed è scivolato lungo la via degli Ospizi del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, finendo in una forra del Cordevole che non gli ha dato scampo. È morto così un escursionista tedesco di 57 anni, per il quale poco dopo la mezzanotte sono scattate le ricerche. A dare l'allarme la moglie della vittima, preoccupata perché la traccia GPS del suo percorso, che stava seguendo da remoto, era ferma da diverse ore nello stesso punto. L'interruzione della traccia all'altezza della Val Fogarè, uno dei selvaggi e impervi canyon che si affacciano sul Cordevole all'altezza della caserma forestale di Candaten in comune di Sedico. È lì che stanotte si sono concentrate le ricerche del soccorso alpino e dei vigili del fuoco, che hanno perlustrato la parte media e bassa della valle finché attorno alle 3 non sono stati individuati galleggianti nell'acqua, una felpa e del denaro. Alle 6 di questa mattina le ricerche si sono intensificate. Gli specialisti del soccorso in forra hanno individuato il corpo dell'escursionista in una vasca dove si pensa sia precipitato da una 50 di metri. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe trovato di fronte il torrente ingrossato da guadare e avrebbe cercato di superarlo più a monte. La salma è stata caricata nella barella stagna dei forristi e calata con una piccola teleferica fino allo sbocco della valle. Vista l'impossibilità di attraversare il Cordevole in piena, l'elicottero dei vigili del fuoco ha caricato la barella, che è stata trasportata in località Salette, dove è stata affidata al carro funebre. Ed ora guardate queste immagini. Nel pomeriggio un albero è caduto sulle auto, siamo in Contrabarche a Vicenza, fortunatamente non ci sono feriti. L'episodio è accaduto appunto nel pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere la gigantesca pianta che una volta sfrondata ha centrato almeno 2 automobili che per fortuna erano prive di passeggeri. Probabilmente le piogge abbondanti di questi giorni hanno indebolito il terreno causando l'incidente. Guardate, quello è un pezzo del tronco già tagliato grazie all'intervento dei vigili del fuoco subito sul posto in Contrabarche, che si tratta di località provinciale, non comunale, come fa sapere il sindaco Giacomo Possamai. E poi resta lo stato di preallerta nel Padovano, il livello del Musone però si è abbassato, l'emergenza può dirsi rientrata a Campo San Piero. Le ruspe non si fermano sul Musone a Campo San Piero. Il lavoro di ripristino e consolidamento dell'argine è entrato nel vivo dopo il passaggio della piena che solo 24 ore fa aveva fatto temere il peggio. La pala meccanica sposta massi e terra, un'opera condotta dal genio civile che durerà anche nel fine settimana, al termine della quale saranno posizionate le parancole per l'impermeabilizzazione e finalmente si potrà essere un po' più tranquilli. Dopo la grande paura dei giorni scorsi, a Campo San Piero si va verso la normalità. Le famiglie che avevamo allertato ieri sono rientrate, fortunatamente acqua è arrivata poca e solo ad alcuni, per cui insomma possiamo dire che il momento più critico è passato. Adesso bisogna proseguire con i lavori e come continuo a dire, spero che lo stato di calamità venga decretato e che il livello nazionale all'interno di questo provvedimento disponga le risorse necessarie per continuare con la messa in sicurezza e soprattutto per realizzare quelle vasche di laminazione a nord che per noi sono indispensabili. La capacità di 1 milione di metri cubi, che era quella prevista ed è ancora quella prevista dai piani della Regione, è stata realizzata all'incirca per la metà, quindi ce ne manca ancora
parecchio per metterci in sicurezza. Il livello del Muson è sceso, il fiume non fa paura, ma la strada da fare per mettere in sicurezza tutta l'asta è ancora davvero tanta. Se sulla destra idraulica i lavori di consolidamento dell'argine per €1 milione sono pronti a partire, la sinistra idraulica resta l'area più critica di un torrente, il Muson, che ancora una volta ha dimostrato la sua pericolosità. Pioggia a tratti più intensa ha caratterizzato tutta la giornata, ma dal sindaco arrivano rassicurazioni. L'ARPAV ci ha assicurato che tra oggi e domani ci saranno appunto fenomeni di piogge leggere o forse anche temporalesche, ma che non causeranno l'innalzarsi del livello del Muson. Tanta la solidarietà dimostrata dai cittadini, forte la presenza delle istituzioni nel momento della piena emergenza. Adesso si apre la partita dei risarcimenti per chi i danni li ha subiti nella sua casa o nella sua attività. Al più presto faremo sapere, tra l'altro, alle persone per gli indennizi come fare. Ancora non ci è arrivata l'indicazione precisa, ma appena la avremo informeremo tutti. E c'è un nuovo avviso di criticità idrogeologica ed idraulica che evidenzia ancora alcune zone di allertamento e conferma che l'allerta per temporali è gialla in tutti i bacini del Veneto, eccetto il bacino dell'Alto Piave Bellunese. Si prevede che tra le ore centrali e il tardo pomeriggio sera di oggi e domani, giovedì 23, tempo ancora instabile con probabili rovesci e temporali sparsi, localmente anche forti tra Prealpi e Pianura. Questo diramato dal centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto. Ed è tornato, guarda caso, il surfista del Brenta. Allora ve lo facciamo vedere. Vi ricordate Surfing USA dei Beach Boys? Cambiamo la location e spostiamoci sul Brenta ed ecco la nuova hit di Sebastian, 31enne austriaco che si è avventurato nel river surfing all'altezza del Ponte Nuovo. Una performance che ha diviso l'opinione pubblica ma che è diventata virale sui social. I love surfing, I love the feeling of gliding on the wave. Ero di rientro dal Marocco e stavo tornando a Graz quando ho visto la situazione dei fiumi e devo dire ho voluto approfittarne, quindi sono venuto qui grazie a Google Maps per fare surf sul fiume. Cosa provi mentre fai surf sul fiume? È una situazione difficile da descrivere, è come volare, mi sento libero sulla tavola da surf. È pericoloso surfare sul fiume? In realtà sì, la corrente è forte e rischi di essere trascinato appunto dalla corrente, però se affronti la cosa da un punto di vista mentale, se sei forte come mentalità, riesci sicuramente a farcela. Bisogna avere relax e mente libera. Goodbye, Rete Veleda. Un saluto e poi di nuovo in acqua a sfidare la corrente col sorriso di chi sulla tavola da surf porta in giro per il mondo la spensieratezza. Cronaca con la Corte d'Assise di Udine che ha condannato all'ergastolo Giuseppe Walter Pitteri per l'omicidio della moglie nella loro abitazione di San Stino di Livenza. L'accusa aveva chiesto 26 anni. Giuseppe Walter Pitteri è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie Cinzia Luison nella loro casa di San Stino di Livenza. I fatti risalgono al 6 dicembre 2022. Al termine di 3 ore di consiglio, la Corte d'Assise di Udine ha riconosciuto l'ex autista ACTV colpevole di aver provocato la morte della donna dopo averla colpita violentemente con una bottiglia. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 26 anni, 22 per l'omicidio, 4 per maltrattamenti, commessi sin dal 2000 con abituali condotte di prevaricazione psicologica e fisica. La moglie era stata sottoposta ad un regime di vita tormentato e intollerabile fino all'ultima aggressione che ne aveva determinato la morte. I giudici hanno anche stabilito una provvisionale di 100.000 euro per ciascuna delle 2 figlie della coppia. Il terremoto giudiziario che ha travolto l'ex AD della Fondazione Milano Cortina Vincenzo Novari e altri 2 dirigenti non influenzerà l'andamento dei lavori per le Olimpiadi, lo rassicura il Ministero delle Infrastrutture. Sentiamo. Cari concittadini,
Ho voluto fare questo video per incominciare a darvi un po' di informazioni per quanto riguarda il famoso sliding center, dove se ne è sentita di ognuno ha dato la sua opinione, però è anche fondamentale che incominciamo a parlarne con dati concreti. Inizia così il video postato sulle pagine social del Comune di Cortina, un'iniziativa resa nota ieri per aprire un canale di comunicazione dedicato a rispondere alle questioni più rilevanti riguardo i lavori olimpici e i piedi delle Tofane. Non passa inosservata però la coincidenza temporale con il terremoto giudiziario che ha travolto gli ex vertici della Fondazione Milano Cortina, in testa a Vincenzo Novari, amministratore delegato dell'ente controllato dal CONI fino a marzo 2022. La Procura di Milano indaga per corruzione e turbata libertà d'incanto. Queste le ipotesi di reato contro lo stesso Novari, l'ex dirigente Massimiliano Zucco e l'imprenditore Luca Tommasini in relazione alle gare per l'appalto dei servizi digitali della Fondazione. Preoccupazione è il comune denominatore delle reazioni delle forze di opposizione, fiducia nella magistratura e disponibilità nel fornire tutte le carte. I commenti del presidente della Fondazione Malagò e del ministro allo sport. La Fondazione deve essere ed è una casa di vetro, ha detto Andrea Abodi. L'andamento dei lavori è salvo, si apprende dal Ministero delle Infrastrutture, perché il ruolo operativo è in capo a Simico e dunque dalla sede municipale Gianluca Lorenzi non perde tempo e spiega in un video di 5 minuti il futuro dello sliding center in costruzione, sostenibile e non inquinante, con percorso coperto da vegetazione. Insomma, un fiore all'occhiello. Grazie agli sforzi della Regione Veneto siamo riusciti a mettere a terra un accordo di programma per far sì che si faccia insieme un programma di gestione e di valorizzazione di quello che sarà lo sliding center, sia da un punto di vista di gestione, quindi agonistica, in maniera tale da garantire al nostro sliding center una continuità della struttura. L'obiettivo è far diventare Cortina non solo sede delle gare mondiali, ma di mettere a disposizione la pista per gli allenamenti delle squadre austriache, svizzere e tedesche. Si lavora anche per la gestione con un piano di legacy che possa sfruttare gli investimenti del governo per oltre 14 milioni di euro. Nulla è al caso, stiamo lavorando alacremente per far sì che tutte le risposte e ci siano quanto più possibile certezze. Non siamo assolutamente degli sprovveduti, stiamo considerando tutto e devo dire insomma che prossimamente sicuramente avremo notizie ancora migliori. Ammonito dal questore di Padova per stalking, uno dei 2 candidati a sindaco del comune di Villa Estense, 9 dei suoi compagni di lista si sono ritirati dalla corsa. Si sono ritirati in massa 9 su 10. Uno shock la scoperta che Luigi Cusin, 71 anni, uno dei 2 candidati a sindaco a Villa Estense, comune di poco più di 2000 abitanti, ha ricevuto un anno fa l'ammonimento del questore di Padova per atti persecutori nei confronti di una paesana. Il diretto interessato parla di un enorme malinteso. 9 dei 10 candidati della sua lista civica per Villa Estense hanno però già inviato una comunicazione scritta al prefetto dichiarando di rinunciare alla loro candidatura. Tecnicamente lo stralcio non sarebbe automatico secondo le tempistiche previste dal Ministero dell'Interno, ma questi candidati non avrebbero poi diritto a sedere in Consiglio Comunale, una vicenda che resta aperta. Ca' Foscari, assemblea permanente per la Palestina libera nella sede dei Tolentini dello IUAV, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, rettorato occupato nella sede centrale dell'università. Chiedono la fine degli accordi con aziende implicate con la produzione di armi e legate allo sterminio del popolo palestinese e con le università israeliane che appoggiano l'invasione della Palestina. L'immagine dei ragazzi a Ca' Foscari, dove da decine di giorni gli studenti dormono in tenda, organizzano assemblee, convegni, laboratori e seminari. Sono da poco passate le 15 quando la rettrice Tiziana Lipiello scende in cortile al termine di oltre 5 ore di seduta del Senato accademico che ha analizzato la collaborazione tra l'Ateneo e risponde agli studenti. Guardate, queste sono le immagini. E poi ci sono gli attimi di preoccupazione di questa mattina. Intorno alle 10 a Mestre una ditta che lavora per conto di Enel ha danneggiato una condotta portante dell'acquedotto di 600 mm di diametro all'incrocio di Viale San Marco e via Molmenti. Immediate le ripercussioni sulla rete idrica della zona e buona parte della terraferma con l'abbassamento di pressione e assenza di acqua ai piani alti. E poi andiamo con lo sport, la grande festa a Venezia per la vittoria a Schio dell'Umana Reyer. Guardate. Poi in alto, campione d'Italia per la stagione 2023-2024. Let's go! 3-0
Pesaro. Le ragazze di coach Mazzon si sono imposte anche a Schio, conquistando partita, serie e scudetto. Il quarto titolo nazionale della storia, 3 scudetti, una Coppa Italia. Un obiettivo che la squadra ha seguito giorno dopo giorno dall'inizio. Primi dall'inizio, primi alla fine. Chiaramente nessuna sconfitta ai playoff, ci eravamo dati un obiettivo, speravamo di realizzarlo e abbiamo fatto un grande lavoro. Sono felicissima, abbiamo lavorato tutto l'anno, è stato bellissimo e niente, sono troppo felice. Siamo un gruppo molto unito e penso che l'abbiamo dimostrato quando c'erano i momenti difficili, ci siamo strette assieme e abbiamo reagito. E con la tenacia che caratterizza la squadra ce l'hanno fatta. Difficile nascondere la commozione per coach Mazzon. Se siamo qua è perché c'è stato un aiuto immenso dietro la squadra e realmente la società ha fatto un lavoro maniacale su tanti dettagli e non ultimo il recupero fisico di Santucci e di Kubai e sono davvero felice. E poi anche una cosa che mi dispiace molto, che aveva 39 di febbre oggi, ma Gaia Gorini non è qua perché un pezzo di questo è anche suo. L'Umana Reyer celebrerà il titolo nazionale a Venezia giovedì mattina con la tradizionale parata sulle gondole. E rivedremo queste belle immagini nel telegiornale di Venezia dopo di noi. Grazie per averci seguito. Arrivederci.